Buonasera a tutti, sono Giovanna Palandri, sono il cancelliere dell'Istituto Veneto e sono lieta di darvi il benvenuto a questo convegno che segna una discontinuità rispetto ai convegni precedenti che abbiamo organizzato assieme al professor Alunni, pur nella continuità di questa collaborazione fra l'Istituto Veneto e l'École Normale Supérieure. Spero che i lavori siano comunque sempre all'altezza di quelli, anzi spero, ma sono sicura di questo. E auguro a tutti buoni 3 giorni di lavori. Grazie, grazie mille anche perché volevo ringraziare tutti di aver accettato di venire, di partecipare a questo convegno su Peano, chiaramente, e in particolare ringraziare di nuovo l'Istituto Veneto che ci dà accoglienza nel modo che scoprite più o meno. E volevo precisare una cosa di organizzazione, cioè domani ci sarà, oggi alle 17, ci sarà per tutti una pausa caffè con cameriere alle 17 e domani ci sarà alle 10 un caffè a disposizione dalle 10 alle 12 qui adesso. Dopo ci sarà un pranzo per quelli che intervengono e l'indomani, mercoledì 11 maggio, ci sarà di nuovo dalle 10 alle 12 un caffè a disposizione e di nuovo un pranzo che sarà al Palazzo Franchetti. Se avete dei problemi di organizzazione, chiedete e risponderemo alle vostre domande. Dunque possiamo iniziare con Silvia Roero, che interviene su Peano, la rivista di matematica e le relazioni internazionali. Io vi ringrazio molto, ringrazio Charles per questo invito che mi fa davvero un grande piacere perché Peano è uno dei personaggi della matematica che amo maggiormente e ho deciso di parlare delle relazioni internazionali sia perché il tema dell'internazionalità in questi ultimi anni è stato oggetto di numerosi volumi apparsi in ambito internazionale, sia anche perché si presta bene questo argomento nel caso dello studio della rivista di matematica. Il mio obiettivo è cioè quello di ricostruire un po' gli scopi, le caratteristiche e gli stili di questo nuovo giornale che Peano inaugura nel 1891, le strategie editoriali, le relazioni che intrattiene in ambito internazionale, il pubblico degli autori e dei lettori, gli scambi e gli esiti sulla ricerca e sull'insegnamento delle matematiche elementari. Il mio scopo è quello di mostrare soprattutto la rete di relazioni con un pubblico più ampio di quello solitamente trattato dalla storiografia, per esempio il pubblico degli insegnanti, dei redattori di riviste, degli studenti e dei colleghi di altre discipline. Questa ricerca è stata condotta sia su fonti edite, quindi i veri e propri articoli, i periodici in accademie e associazioni, ma anche su fonti inedite, in particolare i carteggi, gli schedari bibliografici, i marginali autografi nei libri della biblioteca di Peano, e un posto importante ricoprono le lettere con i colleghi esteri. È particolarmente importante la biblioteca personale di Peano e dei suoi collaboratori in questa ricerca e anche gli archivi di corrispondenze e manoscritti conservati. È importante anche il contesto in cui si situa questo
nuovo giornale, perché l'internazionalità a Torino era stata già in epoca pre-risorgimentale, risorgimentale unitaria, importante, caratterizzata da forti personalità che grazie anche a dei viaggi che compiono in Francia, Svizzera, Belgio, Inghilterra, Prussia e Russia, portano nuova linfa nella ricerca, soprattutto scientifica. Ci sono state le esposizioni universali dei prodotti della tecnica, dell'arte e della cultura che ampliano l'orizzonte culturale del Regno di Sardegna, ma soprattutto per quanto riguarda la ricerca universitaria, le nuove leggi dell'istruzione universitaria superiore ed elementare sono state varate dai ministri Boncompagni nel 1848 e dalla legge Casati nel 1859. Si sono create a Torino anche delle società di istruzione ed educazione, che erano associazioni di insegnanti, e anche questo contesto gioca un ruolo in quello che vedremo tra un po'. In particolare le biblioteche la biblioteca di matematica della Facoltà di Scienze di Torino presenta testi di assoluta avanguardia. Questo grazie ai lasciti di importanti professori come Francesco Fadi Bruno, Camillo Ferrati, che insegnava invece all'Istituto Tecnico, ma anche attraverso i fondi che il consorzio universitario dava. E nel catalogo della biblioteca nostra dell'Università di Torino abbiamo 3 fascicoli editi da Paravia che ci fanno sapere tutte le opere che c'erano, tutte le riviste, e questa è una fonte veramente straordinaria per capire la formazione di uno studente a quali testi poteva accedere. Importante anche la Società della Cultura, che a Torino ha in centro città una sede a cui accedono intellettuali e ricercatori come Giovanni Vailati, Luigi Einaudi, Vito Volterra, Giovanni Vacca, Gaetano Mosca e così via. Così un piccolo cenacolo in cui però girano giornali e riviste internazionali. È importante anche la ricostruzione del catalogo della biblioteca di Peano, ricostruita grazie ai fondi archivistici di Cuneo, Torino, Milano e Parma. Nel contesto della rivista di matematica occorre fare una piccola premessa sul fatto che quando Peano si laurea e poi inizia a diventare assistente di Enrico Dovidio e poi di Angelo Gianocchi, soprattutto nel sostituire Gianocchi a lezione, prende in considerazione numerosi trattati di letteratura matematica di ogni nazione importante all'epoca, soprattutto dei matematici francesi e tedeschi. Vedete nella slide indicati in rosso i testi in cui ci sono delle annotazioni, dei marginalia di Peano in merito. Questo, come ha dimostrato la tesi di dottorato fatta da Erika Luciano, lo studio di Peano porta nuova vitalità nell'attività di Peano nel campo dell'analisi, stabilendo un contatto strettissimo tra ricerca e didattica. Questo legame tra ricerca e didattica prosegue poi in altri trattati che Peano pubblica, in particolare le applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale nel 1887, il calcolo geometrico secondo l'Austinus-Lehre di Grassmann, preceduto dall'operazione alla logica deduttiva, testi che lui usa sia all'università che all'Accademia Militare. A queste 3 opere nel 1893 seguiranno anche le lezioni di analisi infinitesimale fatte all'Accademia Militare in 2 poderosi volumi.
La ricezione, soprattutto delle applicazioni geometriche, del calcolo infinitesimale e del calcolo geometrico, è estremamente positiva al di fuori dell'Italia, mentre è negativa in Italia. Troveremo infatti sulle Bulletin des Sciences Mathématiques e in Olanda nella Revue Semestrielle, in Belgio nel periodico Mathesis o in Germania nello Jahrbuch di Fortschritt der Mathematik e poi anche in America, questi apprezzamenti dell'opera di Peano. Apprezzamenti su cui non mi diffondo molto, che però se siete interessati su cui io potrò tornare. Sono semplicemente le recensioni elogiative che vengono fatte in queste riviste, che hanno una grossa funzione all'epoca perché permettono di vagliare la bontà di un'opera con giudizi fatti da personalità di prestigio. A proposito del giornale tedesco, il recensore è un italiano, Giulio Vivanti, che fa una recensione assolutamente positiva del Genocchi, del trattato di Peano Applicazioni Geometriche, e invece il giudizio che ne danno gli universitari che stanno nella commissione che giudicherà il Peano per la cattedra di analisi infinitesimale che verrà a ottenere a Torino, non sono altrettanto elogiativi. Infatti scrivono i relatori, di cui lì vedete i nomi, il trattato delle applicazioni è inferiore a molte opere sullo stesso argomento uscite prima e contemporaneamente al lavoro del Peano, avendo l'autore tralasciato molti dei più importanti capitoli della geometria differenziale, forse perché troppo preoccupato del metodo che ha voluto usare, il calcolo dei segmenti, noi diremmo il calcolo vettoriale, metodo che non sarebbe opportuno introdurre nell'insegnamento in sostituzione di quelli classici. Ecco, questa è già un'opinione assolutamente diversa da quella dell'estero. Forse il motivo per cui Peano decide di fondare una nuova rivista sta proprio nella diversità di concepire la matematica elementare rispetto ai suoi contemporanei. Infatti, nell'esordio della rivista di matematica, lui scrive: la rivista ha scopo essenzialmente didattico, occupandosi di perfezionare i metodi dell'insegnamento, conterrà articoli e discussioni che si rivolgono ai principi fondamentali della scienza e alla storia delle matematiche. Vi avrà parte importante la recensione dei trattati e tutte le pubblicazioni che riguardano l'insegnamento. Questo periodico, il cui programma è così distinto da quelli di tutti gli altri che si pubblicano attualmente in Italia, ha scopo modesto, ma riteniamo molto importante. Il favore con cui fu accolta ai nostri amici e conoscenti ci fa sperare che con l'appoggio e collaborazione dei lettori il giornale possa diventare un'utile guida per gli insegnanti e per gli studiosi. La rivista di matematica esce in 8 volumi più un ultimo fascicolo nel 1908 con titoli diversi. Come vedete, inizialmente il titolo è in italiano, poi diventa in francese, poi diventerà in latino sineflexione, o meglio i testi diventeranno, oltre ad avere le lingue italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, anche in latino sineflexione. È una rivista mensile e però si pubblica alla fine dell'anno un volume che raccoglie e rilega tutti i fascicoli. I fondatori e finanziatori sono dei colleghi di Peano all'Accademia Militare o in facoltà e sono Francesco Porta, Filiberto Castellano e Francesco Porro. È interessante il fatto che questa rivista, che non ha sovvenzioni esterne perché è finanziata dagli stessi fondatori, finisce per essere in attivo fin dal secondo numero e quindi il numero di abbonati diventa effettivamente crescente e ciò denota che
effettivamente sanava una situazione carente sul mercato internazionale, e vedremo la ricezione positiva soprattutto in America, che nel suo bulletin Alexander Ziwet scrive che quasi simultaneamente al loro bulletin del Bulletin of the New York Mathematical Society è apparso in Italia un giornale che ha un carattere un po' simile a questo. Come il bulletin è mensile, secondo il suo scopo, secondo il suo intento, lo scopo è essenzialmente didattico e l'obiettivo è appunto perfezionare i metodi di insegnamento. Conterrà articoli e discussioni che riguardano i principi fondamentali, quindi i fondamenti della scienza, ma anche la storia della matematica. Grande importanza sarà una caratteristica della figura del giornale, la recensione dei libri di testo e di tutte le pubblicazioni che hanno a che fare con l'insegnamento della matematica. Ma precisa anche che Peano è professore all'Università di Torino, è ormai ben noto per le sue ricerche originali in logica matematica e sul calcolo geometrico di Grassmann, ed è soprattutto famoso per il suo rigoroso ed elegante trattamento del calcolo infinitesimale legato appunto al cosiddetto Genocchi-Peano, al trattato pubblicato nel 1884. E continua facendo una rassegna di quello che è il primo volume, in cui dice che è apparso un articolo molto interessante di Segre, indirizzato agli suoi studenti, in cui sottolinea alcune delle caratteristiche distintive della matematica moderna. Rileva che l'autore è evidentemente ispirato da ciò che è la moderna scuola tedesca, la scuola di Göttingen, in particolare influenzato da Felix Klein, che insiste sul fatto che è importante dare una unità organica alla matematica nella sua interezza. Ed è curioso notare che nell'opinione di Segre esiste una preferenza molto pronunciata per la geometria pura, in qualche modo quasi contrapposta con gli studi analitici fra i giovani dei matematici italiani. Alcune osservazioni in questo scritto relative al rigore della matematica e l'uso degli spazi a n dimensioni ha fatto sorgere un'interessante discussione fra l'autore e l'editore, cioè Peano. Però sottolinea anche che fra le recensioni è particolarmente interessante sia la recensione che Loria fa del libro di Riccardo De Paulis sulla teoria dei gruppi geometrici, ma anche il trattato di Hyde, Directional Calculus, che ha trovato nell'editore, cioè in Peano, un critico molto competente. Effettivamente Alexander Ziwet aveva praticamente nel gennaio del 1891, quando viene pubblicato il primo fascicolo della rivista di matematica di Peano, pubblicato sugli Annals of Mathematics un articolo dedicato a 2 nuove opere sul calcolo geometrico di Grassmann, e le opere sono appunto questa di Hyde e quella di Peano sul calcolo geometrico. Dopo aver rilevato che è interessante l'opera di Hyde perché le note che confrontano i testi precedenti, quindi la trattazione di Hamilton e la trattazione di Grassmann, sono giuste e particolarmente valide, però la via presa da Peano su questo argomento è molto più ampia. Il calcolo geometrico consiste in un sistema di operazioni che possono essere fatti sugli oggetti geometrici analoghe a quelle applicate ai numeri in algebra. Questo calcolo ha qualche analogia con la geometria analitica, ma differisce per il fatto che in questa nuova scienza
i calcoli sono eseguiti sugli oggetti stessi. Tra l'altro riporta dei interi passi della prefazione di Peano dicendo che le aspettative di Peano sul fatto che questo rappresenterà il futuro della nuova scienza forse è un po' eccessivo, ma alla fine conclude che sicuramente l'operazione condotta da Peano ha un peso importante. Ovviamente non vi sto a leggere tutto il passo di traduzione di Peano che dice che che questo tipo di metodi avranno grande spazio e utilizzo nell'istruzione della matematica avanzata e che questo metodo è molto più potente di quelli precedenti e potrà essere applicato all'analisi infinitesimale, alla meccanica, alla statica grafica. E sottolinea anche come Hyde è stato il primo a sostenere la visione di Peano e a prendersi così l'onere di introdurre questa nuova scienza ai matematici di lingua inglese, precisamente nei corsi di lezione che tiene a Cincinnati. La genesi della rivista di matematica si capisce molto bene dalle corrispondenze che Peano ha con italiani e stranieri, in particolare con Cesaro nel febbraio del 1891. Gli presenta la rivista di matematica spiegandone gli scopi didattici e dice: ella vedrà dal programma e dal primo numero, esso è distinto dagli altri attuali periodici che si pubblicano. Non è certo per fare un nuovo giornale che fra i miei amici ci siamo messi all'opera, perché purtroppo i giornali sono molti e conducono tutti vita stentata, ma crediamo che vi sia una vera ragion d'essere di un periodico del nostro, se esso arriva puramente a far escludere dall'insegnamento alcuni dei troppi libri inesatti e a produrre qualche perfezionamento nei nuovi che si andranno pubblicando, il suo scopo è già raggiunto. Affinché questo giornale possa intanto portare dei frutti, ha bisogno della collaborazione e aiuto di uomini valenti, per cui gli chiede un aiuto e un consiglio. Se si va a vedere nei risvolti di copertina dei fascicoli che a Torino abbiamo, sono presenti l'elenco degli abbonati e fin dal primo numero si vede come gli abbonati sono colleghi, professori universitari in accademie militari, ingegneri, insegnanti, storici della matematica, ma anche filosofi, bibliotecari. Ci sono delle istituzioni come la Société Physico-Mathématique di Kazan, ci sono case editrici e vedete indicati i nomi degli stranieri, c'è Schwarz a Göttingen, un Sigmund non conosco il bulgaro, quindi non lo pronuncio, comunque di Sofia, e Samuel Dickstein di Varsavia e così via. Quali sono state le strategie adottate da Peano sul pubblico e sugli autori, con consigli per esempio ad allievi e comparatori? Per quanto riguarda gli articoli di ricerca, che sono il maggior numero, sono un centinaio, lo stile è quello che io chiamerei comparativo e relazionale, nel senso che si deve badare alla letteratura contemporanea, ovvero ai testi che affrontano certi temi, le metodologie, le osservazioni e le ricadute sulla ricerca e sull'insegnamento. Ma occorre anche vedere le fonti storiche, cioè il confronto con la letteratura del passato. Peano privilegia sempre l'inserimento dei propri contributi originali in una tradizione culturale, in un filone di studi che prescinda dalla nazionalità
e guarda i contenuti e i loro collegamenti reciproci, spesso sottolineando con elogi i pregi di autori poco noti o poco studiati o discussi o dimenticati, portandoli all'attenzione dei lettori. Si situano in questo contesto Grassmann, Georg Cantor, Leibniz, Dedekind, Boole, Schröder. E il suo interesse è quello di promuovere e diffondere i risultati, le teorie, i metodi originali, appunto. Un altro scopo importante è quello che riguarda le recensioni. Le recensioni sono il secondo nucleo predominante dell'opera, perché un centinaia erano gli articoli, sono 76 le recensioni, così come un ruolo importante hanno anche le segnalazioni bibliografiche su ricerche e contributi innovativi in riviste internazionali. La diffusione di teorie, trattati e risultati provenienti dall'estero vede un posto di rilievo dato alla teoria di Cantor, dove a fare da aiuto a Peano in questa operazione è sicuramente Giulio Vivanti e anche Francesco Gerbaldi. Come vedete dalla sigla RDM sono gli articoli che appunto escono sulla rivista di Peano, e la cosa interessante è che anche Cantor, scrivendo a Ermita e a Paul Tannery, sottolinea questo fatto che ha avuto rilievo nella rivista di Torino, nella rivista curata da Peano. Gli autori stranieri che pubblicano sulla rivista di matematica sono numerosi. In Belgio troviamo Catalan, in Olanda Molenbroek, in Inghilterra Russell e Philippe Jourdain, in Danimarca Gustav Eneström, in Germania Cantor, Frege, Lampe, Stolz, Hausner, Memke, in Polonia Samuel Dickstein, in Russia Poreschi e Vassiljevs, in Spagna Duran Loriga, in Portogallo Guimaraes, in Grecia Stefanos, negli Stati Uniti Kimura. Tra gli autori italiani non ci sono solo insegnanti, ma anche docenti universitari: Bertini, Segre, Pinkerle, Cesaro, Capelli, Moreira, Ascoli, Fano, Pascal, Voltaire. Quindi non è una rivista che abbia un pubblico di autori solo composto da insegnanti. Ci sono ovviamente tra gli autori numerosi membri esponenti della scuola, collaboratori di Peano, in cui vedete lì i nomi. È importante il collegamento con gli americani. Collegamento con gli americani che è oggetto di una lettera che Peano scrive a Cesaro, che voleva trasferirsi fuori dell'Italia. Gli dice: quest'autunno passando per Napoli parlai con lei di professori americani. Dal nuovo elenco non risultano persone nuove oltre quelle di cui già si è parlato, ad ogni modo eccone alcuni. E questo è interessante perché ci fa vedere gli autori che conosce personalmente e quelli con cui è in corrispondenza. Tra i redattori c'è Hagen, autore della Synopsis Euren Mathematiche di Washington, Hyde, ovviamente l'autore che abbiamo citato prima, di cui ha fatto la recensione, Macfarlane, Martin, editore del Mathematical Magazine di Washington, Schmidt, direttore della scuola normale, Ziwet, di cui Peano scriverà una recensione molto elogiativa nel tomo terzo della rivista di matematica. Ma abbiamo nei carteggi conservati a Cuneo e a Torino anche le lettere che riceve da Archibald nel 1922, in cui potete vedere come Archibald chiede a Peano la rivista di matematica, tutti gli 8 volumi, così come scrivendo a Schmidt gli dice: oltre ai miei opuscoli ho pubblicato alcuni articoli didattici nella rivista di matematica, la quale contiene alcuni articoli didattici di Buraliforti e di vari autori. Oppure pubblicato nello stesso giornale alcune recensioni, insiste sempre molto su questo.
dicendo però che i miei lavori di indole scientifica li ho invece sparsi in vari giornali scientifici, cioè c'è una strategia ben mirata su cosa pubblicare nella rivista di matematica e su cosa pubblicare altrove. Voi vedete altre lettere, queste per esempio di Bernstein e ancora di Archibald del 25 e del 28, in cui si insiste nuovamente sulla richiesta della rivista di matematica, ma questa volta anche del formulario, e nella seconda lettera di Archibald proprio sul formulario. Questo panorama, di cui la rivista di matematica è oggetto da parte di Peano di considerazioni, questo argomento, visto attraverso i carteggi, assume nuova pregnanza rispetto alla lettura specifica degli articoli. Nella lettura specifica degli articoli noi troviamo esattamente che cosa Peano vuole trasmettere al pubblico. Nella corrispondenza troviamo invece anche l'incitamento, la richiesta di articoli da parte dei suoi colleghi migliori. Espressamente nelle lettere a Cesaro lui sottolinea questo come il suo obiettivo è la perfezione della matematica, o meglio del suo insegnamento, richiede espressamente a Cesaro l'aiuto in tal senso. Ovviamente non posso dilungarmi in dettaglio su tutti i fascicoli perché ho visto il tempo e il tempo è appunto tiranno, però potete vedere da questo lungo elenco quanti siano i paesi in cui è diffusa la rivista di Peano. Ma è anche interessante, oltre a vedere l'elenco degli abbonati, vedere le pubblicazioni che Peano riceve. Riceve pubblicazioni da tutto il mondo con lo scopo evidentemente che lui ne faccia delle recensioni. A partire appunto dal 1892 Peano ha come obiettivo quello di dedicarsi al formulario. Quindi la rivista diventa il veicolo per trovare collaboratori al formulario. C'è questo articolo sopra una raccolta di formule di matematica in cui per la prima volta dice quello che è il suo progetto, il suo obiettivo futuro, questo progetto, che durerà oltre 20 anni, circa 20 anni della sua vita, cominciando appunto intorno al 1892 e poi terminando nell'ultima edizione del 1808. La cosa interessante è che gli studi preparatori e gli interventi di confronto li si vedono bene su un articolo che lui pubblica nell'American Journal of Mathematics sulla definizione di limite di una funzione, esercizio di logica matematica, e anche nella recensione che lui fa nella rivista di matematica al trattato di Arzelà. Effettivamente Peano si convince che per la rivista di matematica ogni recensione deve avere il confronto col formulario e la riduzione in simboli delle proposizioni dell'autore non ancora scritte nel formulario. Dicendo in una frase assolutamente incisiva ma che vuole colpire, del libro di Lebesgue potrà risultare un rigo, mezza pagina, scrive a Vitali. Oltre al richiedere la collaborazione quindi alla rivista, Peano comincia a chiedere la collaborazione al formulario. La chiede a Cesaro e la chiede a tutti i matematici più prestigiosi di ogni nazione. Sulle riviste americane compaiono più articoli, quelli di Moore per esempio, sui fondamenti della matematica
in cui rilevano l'opera culturale che sta facendo Peano nell'ambito della logica matematica, seguito Moore da Veblen, da Huntington, da Ziwet. Le strategie che Peano utilizza, quindi non sono solo attraverso la rivista, ma anche attraverso i congressi internazionali, ma anche attraverso i congressi degli insegnanti, come il congresso dell'Association Française pour l'Avancement des Sciences, scrive a Félix Klein, scrive a Camille Jordan, scrive a Robert de Montessu, questi semplicemente per darvi un'idea delle persone a cui chiede per la realizzazione del formulario. Da ultimo, nel 1908, quando fa uscire la sua ultima edizione, Peano in un articolo è orgoglioso di dire: il professor Moore ha applicato il simbolismo della logica a studiare un nuovo problema delle equazioni integro-differenziali in una comunicazione che ha fatto a Roma nel 1908. E poi nel libro Introduction to a Form of General Analysis del 1910. Peano non finirà mai di lavorare per il progetto del formulario, nel senso che anche se non farà uscire una successiva edizione, tuttavia nelle sue copie personali continuerà a registrare qualcosa per il formulario. Quando nel 1929 scriverà a Gaetano Scorza, gli dirà che è disponibile a fare un'ulteriore edizione, ormai appunto ultra settantenne, avendo compiuto gli anni nel 1928. Le strategie che gli allievi di Peano, i membri della sua scuola, hanno per diffondere i risultati sul formulario e sulla logica matematica, ma soprattutto sui fondamenti dell'aritmetica, della geometria, eccetera, sono pubblicati in riviste, di cui qui potete vedere l'elenco, e recentemente, dalle recenti ricerche di Erika Luciano, non solo negli anni, come vedete, oltre la Seconda Guerra Mondiale, ma dopo le leggi razziali, con l'andata appunto in Argentina di Beppo Levi e Alessandro Terracini, ci sarà una diffusione anche in quelle terre della logica peaniana. Alcune considerazioni conclusive. I carteggi che abbiamo di Peano con i francesi, di cui parlerà soprattutto Erika Luciano dopo di me, di quelli che ci sono stati con la scuola di Gottinga, per esempio, mostrano come la distanza logica e simboli e quasi un rifiuto, per esempio, da parte di Felix Klein o di alcuni matematici tedeschi a introdurre la logica matematica nelle scuole, è un atteggiamento che ritroviamo pari pari anche in molti dei colleghi di Peano in Italia. Diverso l'atteggiamento che hanno in Inghilterra e negli Stati Uniti. La Svezia si allinea invece con la Francia e la Germania, rifiuta per esempio di pubblicare articoli di Peano, che chiede a Mittag Leffler di pubblicare in latino sine flexione. Tuttavia i paesi come la Russia, la Polonia fanno traduzioni nelle loro lingue di numerosi articoli di Peano. Per concludere, qual è lo scopo che aveva Peano? L'abbiamo detto, lavorare sull'insegnamento della matematica nelle scuole per perfezionare quei metodi di insegnamento. Uno degli insegnanti, Giacomo Candido, in un articolo presentato al Congresso della Matesis Italiana a Napoli nel 1903, cita la rivista di Peano dicendo che questa rivista si occupa di perfezionare i metodi di insegnamenti, che l'opera di Peano, che riguarda tutta la matematica, è utile anche agli insegnanti di scuola secondaria,
animato dalla convinzione sana che indarno si cerca il rigore nelle parti elementari ove non si riceva l'influsso di una critica severa ma giusta, di un'analisi rigorosa dei ragionamenti, di un'esposizione concisa e chiarissima. Sono discussi nella rivista i problemi fondamentali della scienza sia dalla parte elementare che dalla parte superiore e vi si trovano recensioni che riescono più utili di tanti trattati. La rivista ha cominciato le pubblicazioni con in testa un articolo sulla logica matematica e conclude: l'insegnante della scuola secondaria ha dato e dà largo spazio, largo contributo allo sviluppo della scuola del professor Peano. Già la logica viene a formare oggetto di articoli in giornali di indole affatto elementari, già il mondo matematico ha riconosciuto l'estrema importanza di questa scuola e questo a me pare che basti perché l'insegnante della scuola secondaria italiana riconosca doveroso tenersi al corrente di essa. Esattamente come i colleghi di Peano che succedono a Peano come Guido Ascoli nel 1955 in un convegno che si tenne a Cuneo, disse in fondo Peano era un maestro di maestri più che di scienziati e di professionisti. Questo volle essere, per diffondere le sue idee fondò una rivista e un'accademia, ma soprattutto sottolinea che la critica di Peano fu profonda e spietata, che il valore di quella critica fu incalcolabile. E il rogo cui danò tante opere che infostavano le nostre scuole fu salutare. Fautori e avversari tutti ne hanno sentito gli effetti e la scuola italiana, superate le esagerazioni di qualche fanatico, ne ha avuto un miglioramento decisivo. Grazie per la vostra attenzione. Tante grazie Silvia per questo amplissimo e soprattutto preziosissimo panorama che restituisce l'ampiezza logico-matematica di Peano, che non è di poco perché è molto complicata, però era per me chiarissimo. Tante grazie. Ora ci sarà la professoressa Erika Luciano, interviene proprio sugli analisi francesi, la logica matematica di Peano, le remarque di Couturat a Borel, Baire e Lebesgue. E dunque ci ripassiamo per una parte in Francia. Grazie. Io ringrazio, sono veramente onorata di poter avere l'opportunità di presentare in un contesto così prestigioso, così bello, questa ricerca che nasce dalla tesi di dottorato che ho discusso ormai alcuni anni fa e che è proseguita allo scopo di illustrare la ricezione soprattutto nel milieu francese, o per meglio dire francofono, dei lavori di Peano sui fondamenti della matematica, in particolar modo sui fondamenti dell'analisi infinitesimale e sulla logica matematica. Innanzitutto fissiamo, per andare avanti, ok. Innanzitutto fissiamo alcune coordinate, diciamo così, storiografiche della questione che mi pongo, chiarendo l'accezione alla quale faremo riferimento nel seguito di questo exposé, parlando di scuola di Peano e di logica matematica italiana. Ecco, a partire dagli anni 90 dell'Ottocento, nella letteratura matematica internazionale iniziano a divenire ricorrenti i riferimenti alla scuola di Peano e alla logica matematica italiana, per identificare rispettivamente una collettività di studiosi elencati da Cassina per la prima volta nel 1932 e un insieme di contenuti matematici e di riflessioni metamatematiche costruite, trasmesse e socializzate da questa equipe. Ora, recenti studi hanno, direi ormai inequivocabilmente dimostrato che non si può adattare la scuola di Peano
la categoria storiografica di research school, così come è stata elaborata dalla storia della scienza a partire dagli anni '80, però generalmente parlando si può affermare che con la dizione scuola di Peano si tende ad indicare una dozzina di matematici, insegnanti, filosofi e ingegneri legati all'ambiente dell'Università di Torino e impegnati a sviluppare sotto la direzione di Peano un progetto di ricerca comune. Né i membri di questa scuola, né studiosi che ne commentarono i lavori da una prospettiva esterna, quali Klein, Moore, Pierpont, Wilson, Couturat e così via, seppero caratterizzare in modo univoco il pattern di questo gruppo e l'indirizzo di studi da loro portato avanti. In linea di massima, tuttavia, si può affermare che la visione della scuola di Peano, che si stabilì, si affermò, si consolidò, fu quella di un team di matematici ancorato strettamente al milieu torinese, fortemente coeso, i cui membri erano legati fra loro e con il maestro Peano da una fitta rete di scambi scientifici e di rapporti di amicizia. Recenti studi condotti per lo più su fonti inedite, in particolar modo sui documenti, le fonti conservate nell'archivio Peano Vacca di Torino, hanno evidenziato che tale immagine risulta in realtà almeno parzialmente artificiosa. Nonostante le divergenze di opinioni, le rivalità e talora i contrasti che sussistettero fra i peaniani, è però indubbio che ad accomunarli vi fu un'attività di ricerca editoriale o didattica nel campo della logica matematica. Ciò comporta, di rimando, l'esigenza di dare un senso, un significato all'etichetta logica matematica italiana. Etichetta che, oltre all'ovvio rimando alla dimensione nazionale in cui la scuola di Peano fu attiva, dimensione nazionale con risvolti non necessariamente nazionalisti, almeno fino agli anni '20 del Novecento, ecco, oltre a questo ovvio rimando, caratterizza l'indirizzo di studi sviluppato dal gruppo, con speciale e talora unico riguardo al linguaggio simbolico da essi elaborato. Linguaggio simbolico utilizzato nella maggior parte delle pubblicazioni e non di rado nella pratica didattica. E la cosiddetta ideografia. Ideografia che fece la sua prima comparsa negli scritti di Peano del 1888-89, consta di una decina di simboli per denotare i connettivi logici e i quantificatori e di una cinquantina di segni atti a tradurre in linguaggio formale le discipline matematiche classiche. Nel corso degli anni il linguaggio ideografico fu esteso dai membri della scuola di Peano, quelli della cosiddetta prima generazione come Pieri, Padua, Vacca, Vailati, Buraliforti e molti altri della cosiddetta seconda generazione. Fu esteso al fine di renderlo più flessibile e adatto ad esprimere contenuti di matematica avanzata, in quali ad esempio nozioni di analisi funzionale, ma anche di calcolo delle differenze finite, di calcolo numerico e così via. I capitoli di matematica, tradotti in linguaggio ideografico da Peano e dai suoi allievi, confluirono nel formulario di matematica e qua la precedente conferenza della professoressa Roero mi esime dal dire qualsiasi cosa, tranne che dal sottolineare alcuni punti che saranno poi funzionali allo sviluppo del mio intervento. Il formulario di matematica è, come avete sentito, un trattato enciclopedico che apparve in 5 edizioni fra il 1894 e il 1908. Concepito espressamente come un'opera collettiva, il formulario costituì per oltre 20 anni il fulcro del programma di ricerca della scuola di Peano. Peano stesso in particolare dedicò oltre 2 decenni a coordinare ed integrare nel formulario i contributi suoi e dei suoi collaboratori, anche a costo di condannare o di rischiare di condannare la sua scuola a restare marginalizzata rispetto a linee di ricerca più promettenti e vitali.
Il formulario fu un work in progress che nella sua forma completa e definitiva giunse a includere più di 5.000 proposizioni e dimostrazioni scritte in linguaggio ideografico, le cosiddette formule, quelle che nelle slide successive spesso vedrete citate come formule logiche. Il linguaggio utilizzato appunto fu per tutte le parti contenuti matematici del formulario quello logico-simbolico di Peano, mentre i commenti metamatematici, cioè i rimandi alla letteratura, alle fonti, le annotazioni storiche, filosofiche e metodologiche, furono redatti in francese per le prime 4 edizioni e in latino sineflexione per l'ultima, in omaggio appunto agli ideali di internazionalismo scientifico che caratterizzarono tutta l'attività di Peano. Il formulario ha una struttura paratattica, una struttura eminentemente paratattica al punto da poter essere scambiato di primo acchito per una mera raccolta di formule. Per mitigare questa impostazione, Peano pubblicò alcuni lavori ad hoc, in particolar modo ad esempio uno sull'American Journal of Mathematics dedicato alla definizione di limite, atti a spiegare come consultare questa enciclopedia. Inoltre, accanto ad opportuni metasegni che contraddistinguevano i nodi concettuali salienti, inserì nel formulario a partire dal 1898 apparati metatestuali quali indici di nomi, soggetti, tavoli di occorrenza dei simboli che comparivano nei vari capitoli, prospetti di concordanza fra le varie edizioni e così via. Infine, ultimo elemento che mi permetto di sottolineare, dal punto di vista editoriale il formulario fu pubblicato a Torino per i tipi di Bocca, una casa editrice a vocazione eminentemente didattica, presso cui erano apparsi tutti i trattati di analisi di Peano per i suoi corsi universitari. E sintomatica anche di questa scelta era la struttura del testo, come si suol dire, a madre e figlia, ovvero con parti stampate in corpo maggiore o minore a seconda delle sfere di pubblico a cui ci si intendeva rivolgere. Una scelta di layout che è indicativa della natura anfibia del formulario, concepito fin dall'inizio non solo e non tanto come un compendio di risultati matematici, ma anche come un testo ausiliario per l'insegnamento e per la formazione dei docenti. Consapevoli delle diffidenze e dell'ostilità che incontra ogni nuovo linguaggio formale al momento della sua comparsa, la falange, come la denominò Freudenthal, dei peaniani e il loro maestro, dedicarono notevoli energie alla divulgazione dell'ideografia e del formulario. Pur senza riuscire a formulare una strategia di promozione sempre efficiente, intrattennero una fitta rete di relazioni e di scambi epistolari con colleghi europei e americani. Inoltre parteciparono ai congressi internazionali di matematica, di filosofia e almeno alcuni dei peaniani ad eventi di filosofia della matematica, quali ad esempio il Congrès international de philosophie scientifique, svoltosi a Parigi nel 1935. In molte di queste occasioni Peano e i suoi allievi, in particolar modo Buraliforti, Padua e Pieri, presentarono i progressi compiuti dall'ideografia e le sue più recenti applicazioni confluite nel formulario di matematica. Non solo, alcune sessioni supplementari, espressamente dedicate a chiarire il significato e l'uso delle notazioni simboliche, furono organizzate dalla scuola di Peano, per esempio nell'ambito del secondo congresso internazionale di filosofia di Ginevra, come informa, come ci dice Vailati. Infine, i peaniani proposero cicli di conferenze e seminari di logica matematica, dei veri e propri corsi liberi di fondamenti e logica della matematica, in Belgio, Italia, Svizzera e, da ultimo, oggetto della mia attuale attività di ricerca, in Argentina. Corsi rivolti a presentare i segni, a illustrare il loro stile di ricerca, in particolar modo le pratiche di traduzione della matematica classica in linguaggio logico ideografico e rivolti a spiegare come leggere, queste sono proprio le parole dei peaniani e tipicamente con cui si aprono queste conferenze, come leggere il formulario.
Per ragioni di contiguità territoriale, oltre che di indubbia affinità culturale, la comunità matematica francese è fra gli interlocutori di riferimento della scuola di piano, anche ben prima che la cifra logica del loro programma di ricerca sia definitivamente consolidata, sia definitivamente emersa. Infatti dal 1883 Jordan, Hermite, Serret, Well, Darboux e altri ancora iniziano a seguire l'attività del giovane Peano sui fondamenti dell'analisi infinitesimale e in special modo i suoi lavori sulla teoria delle funzioni di variabile reale, lavori chiaramente non ancora scritti in simboli ideografici. Il nome di Peano acquista notorietà, fra l'altro, per i risultati sull'integrabilità delle funzioni, sulle funzioni interpolari e per il dibattito sul teorema all'epoca detto degli accrescimenti finiti, intrattenuto con Jordan, Serret e Gilbert sui Nouvelles Annales de Mathématiques. Non stupisce dunque che il volume di lezioni di calcolo differenziale e principi di calcolo integrale di Angelo Genocchi, pubblicato da Peano con sue note critiche aggiunte, sia accolto con estremo favore in Francia. In una recensione apparsa sul Bulletin des Sciences Mathématiques, Amédée Paraf, professore di calcolo infinitesimale nelle classi preparatorie prima di Bordeaux e poi di Tolosa, e mi permetto di appuntare la vostra attenzione su questo fatto, professore nelle classi preparatorie, sottolinea ad esempio le soucis de la partie philosophique di questo testo, strutturato alla manière des Allemands et conçu dans un esprit aussi moderne et aussi scientifique. La maggior parte degli analisti francesi condividerà il giudizio altamente positivo di Paraf, salvo alcune eccezioni isolate, salvo alcuni matematici come Hermite, lettori di una visione più classica, più tradizionale dei corsi di analisi, che esprimono riserve e guardano con perplessità questa nuova stagione della trattatistica di analisi ipercritica, come la definiscono, mettendo in dubbio l'utilità degli studi filosofici e fondazionali nel campo dell'insegnamento. Il pubblico dei matematici francesi si rivela altrettanto pronto a cogliere i pregi e l'originalità del trattato di applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale, testo che può essere considerato, e a tutti gli effetti, il cosiddetto secondo tomo del Genocchi-Peano, e che dedica particolare attenzione ai risultati della scuola tedesca nel campo dell'analisi reale e della teoria degli insiemi. A favore della positiva ricezione di quest'opera gioca ancora una volta una recensione elogiativa, dovuta questa volta a Jules Tannery, che rintraccia nel testo di Peano una non comune precisione di stile espositivo e plusieurs nouveautés de contenu, quindi numerose novità di contenuto, fra cui le definizioni che riguardano i campi di punti, esterni, interni e limite, le funzioni distributive o coesistenti secondo Cauchy, contenuti che sono tutti espressi in una forma astratta, molto precisa e molto chiara. Di conseguenza, nel volgere di pochi anni, alcuni capitoli del Genocchi-Peano e delle applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale diventano oggetto di riprese ed estensioni da parte dei matematici francesi, oppure sono adottati direttamente nel loro insegnamento. A titolo d'esempio basti citare, ma è ben noto, il retaggio delle definizioni peaniane di lunghezza, area e volume, illustrate nel quinto capitolo del testo del 1887, sulla teoria della misura di Peano Jordan e quindi in particolar modo sulla seconda edizione del suo Traité de calcul differentiel et intégral. Ma analogamente, come ha dimostrato Medvedev, i cenni alle funzioni distributive o coesistenti secondo Cauchy costituiscono un precedente storico ragguardevole dei risultati di Lebesgue sulle funzioni di linea. Per quanto concerne più propriamente il versante dell'insegnamento, mi limito a menzionare l'influenza dei volumi del 1884 e del 1887 sui trattati di calcolo di Jordan, Tannery, ma anche su trattati di calcolo differenziale ed integrale rivolti alle classi preparatorie, come ad esempio quello di Armand Laurent. E Peano stesso
occorre dire, registrò nei suoi marginaglia al Genocchi Peano le integrazioni, modifiche, correzioni che questi colleghi avevano apportato ai loro testi seguendo i suoi suggerimenti e rilievi critici. Nella stessa scia di successi internazionali si colloca il successivo e ultimo trattato di Peano, le già citate lezioni di analisi infinitesimale. In particolare queste lezioni, pur prive del raffinato rigore critico che contraddistingueva il Genocchi Peano e le applicazioni geometriche, rappresentano il completamento di quei testi e sono il primo libro di testo in cui Peano fece uso, seppur in modo ancora circoscritto, dei simboli della logica matematica. Commentando proprio questo aspetto, Somigliana affermò: Peano diede un indirizzo suo proprio all'insegnamento, introducendovi largamente i metodi della logica matematica. Le sue lezioni di analisi sono un notevole esempio di unione fra i metodi rigorosi moderni e la semplicità antica di esposizione. Gli ulteriori svolgimenti dei metodi del Peano sono invece attualmente assai discussi, poiché si ritiene che la preponderanza accordata al formalismo logico e alla rappresentazione simbolica faccia meno chiara negli allievi la visione degli intenti del calcolo, della sua origine, del suo valore applicativo, come strumento di studio dei fatti naturali. Ecco, grazie all'eco internazionale riscossa dai trattati di Peano del 1884, del 1887 e del 1893, si diffondono all'estero non soltanto i suoi risultati nel campo dell'analisi, ma anche le principali istanze del suo pensiero pedagogico, non vorrei dire filosofico, ma è un pensiero, diciamo così, legato alla filosofia dell'educazione, quindi in ultima analisi anche filosofico, e in particolar modo si diffonde all'estero la sua convinzione, ribadita in più circostanze, dell'utilità pratica degli studi di logica sui fondamenti della matematica, utilità pratica per rinnovare in profondità l'insegnamento dell'analisi infinitesimale. Tra il 1888 e il 1889 l'attività di Peano va incontro a una radicale evoluzione, conseguente all'introduzione in tutti i suoi scritti e nelle lezioni universitarie del nuovo sistema di segni logici costruito da lui e dalla sua scuola. Per Peano non vi è iato fra la sua produzione giovanile e questa nuova stagione di lavoro. In effetti, come ribadisce in più occasioni, il progetto di tradurre in segni le varie teorie matematiche richiede una forma preliminare di microscopia del pensiero, vale a dire un esame accurato e completo di ciascuna definizione, dimostrazione, ipotesi e così via. Si trattava quindi, in sostanza, dello stesso tipo di studio critico di concetti e teoremi classici del calcolo infinitesimale che, fino a quando era stato condotto con impostazione non ideografica, aveva arrecato a Peano fama e giudizi assolutamente positivi a livello nazionale e internazionale. Parallelamente a questa evoluzione, dal febbraio del 1891 e poi ancora ben più evidentemente dopo l'estate del 1900, Peano e la sua scuola iniziano a riesaminare i risultati ottenuti negli anni precedenti, al fine di integrarli nel formulario. Conseguentemente muta la natura della produzione scientifica ed editoriale di questo team. I lavori dei peaniani, apparsi negli anni dal 1892 al 1908, si configurano, non dico nella maggioranza dei casi, ma comunque sicuramente in molti casi, come studi preparatori o strumentali all'implementazione di un particolare capitolo o parte del formulario. Si tratta dunque essenzialmente di esercitazioni erudite, il cui pregio è da ravvisarsi non tanto nei contenuti specifici, quanto nella capacità di accostare in modo originale ampia cultura matematica, critica storica e sensibilità didattica. Via via che l'ideografia si arricchisce e man mano che i settori della matematica, assiomatizzati e tradotti in simboli, trovano una loro collocazione nel formulario, Peano va potenziando di pari passo il peso della logica nell'ambito del suo insegnamento universitario.
Nel 1897, quando ritiene che il formulario sia ormai sufficientemente completo, lo introduce come libro di testo per le sue lezioni di calcolo, a suo avviso con ottimi risultati. Il programma dei corsi di piano è 3 volumi di dispense risalenti agli anni 1898, 1902 e 1904, documentano bene come varia la docenza di piano in quel periodo. Interamente ristrutturati rispetto a quelli degli anni giovanili, i corsi di piano si aprono ora con ben 5 lezioni dedicate alla logica matematica. Ogni anno, inoltre, all'inizio del corso, piano fornisce agli studenti la tavola sinottica, la sinossi dei simboli ideografici che sarebbero stati commentati a lezione e che avrebbero costituito materia d'esame, e di ogni teorema o definizione illustrata nell'ambito dei corsi di analisi infinitesimale fornisce dapprima l'enunciato in linguaggio simbolico, l'enunciato ideografico, cui fa seguire la spiegazione in linguaggio naturale. La metodologia didattica di piano sfrutta dunque sì la logica matematica, anche se in funzione prettamente applicativa ed espositiva. Peano stesso, del resto, ribadì in molte circostanze che l'introduzione dei simboli e dei metodi logici nell'insegnamento doveva essere graduale e commisurata alla loro effettiva utilità e applicabilità nei diversi livelli scolastici. Per contro, incondizionata, bisogna dirlo, fu la sua fiducia in merito ai vantaggi di adottare il formulario come libro di testo, non solo per l'insegnamento universitario, ma anche come sussidiario per la didattica nelle scuole medie e secondarie. La promozione di un'opera singolare come il formulario, un'opera singolare dal punto di vista dei contenuti e della forma, esige evidentemente un impegno totale. E Peano in persona a orchestrare la divulgazione di questo trattato su scala internazionale fin dalla conferenza che tiene la 23esima riunione dell'Association Française pour l'Avancement des Sciences, svoltasi a Caen nel 1894. Nel frattempo egli intensifica i rapporti epistolari con i colleghi, in generale con i colleghi internazionali, nella mia ottica con i colleghi francesi, scrivendo ad esempio a Méret, Jordan, Robert Montessus de Vallor, ma soprattutto a molti insegnanti di classi preparatorie, come ad esempio Louis-Albert Gérard, Jules Richard e così via, per illustrare loro le virtù dell'ideografia, la struttura, i pregi e gli scopi del formulario. A tutti ribadisce di interessarsi solo alle applicazioni della logica matematica, logica che è dunque uno strumento che scaturisce dalla ricerca fondazionale che deve essere posto al servizio della ricerca e dell'insegnamento della matematica. Vedete i 3 passi: on a appliqué l'algèbre à la logique, l'on est arrivé à exprimer une foule de propositions complètes sur différentes branches des sciences mathématiques e così via. Nel tentativo di attrarre l'attenzione dei colleghi sull'utilità pratica della logica, Peano arriva al punto da proporre di riservare il nome logica matematica alle ricerche applicate condotte dalla sua scuola, cedendo in qualche modo quello di logistica agli studi più astratti, generali e ambiziosi portati avanti da Russell, Hilbert e dai loro allievi. E tenete conto che siamo nel 1900, quindi in una data abbastanza precoce nell'ambito dello sviluppo dell'attività di piano. Man mano, non si vede l'immagine, man mano che iniziano a circolare su larga scala le informazioni sulla caratura ideografica dell'attività di piano della sua scuola, divengono più frequenti le manifestazioni di perplessità e poi di autentica ostilità nei confronti dei simboli da parte di alcuni colleghi. Peano è sostanzialmente accusato di aver dimenticato ciò che vuol dire fare ricerca in matematica e di essersi dedicato in modo manicheo alla redazione del formulario e alla promozione del suo linguaggio. Nell'arengo internazionale la prima testimonianza del senso di straniamento provato di fronte all'orientamento formalistico degli studi peaniani è quella che ci giunge da Émile Borel.
Questi assiste alla conferenza plenaria tenuta da Peano al primo congresso internazionale dei matematici di Zurigo nel 1897 e ne lascia il seguente resoconto. La seduta di mercoledì è stata aperta da una conferenza del professor Peano sulla logica matematica. Noi sappiamo che lo scopo di questa nuova disciplina è quello di eliminare completamente il linguaggio ordinario dagli scritti di matematica, esprimendo tutte le idee attraverso segni. Il signor Peano ha esposto i primi elementi, ovviamente, della logica matematica, ha d'altronde facilitato il compito dei suoi uditori distribuendo loro il primo fascicolo del suo manuale, quindi del formulario di matematica. Forse avrebbe interessato maggiormente il suo uditorio esponendo i vantaggi della logica matematica al posto che cercare di insegnarne, illustrarne i primi elementi. Forse il signor Peano sarebbe arrivato a persuadere dell'utilità dei suoi simboli, molti contraddittori che li attaccano senza conoscerli. D'altro canto, questi ultimi l'avrebbero forse convinto degli inconvenienti che possono sorgere quando si approfondisce il baratro che separa i matematici dagli altri intellettuali, anziché cercare di colmarlo. Nel frattempo, un periodico francese, la Revue de Métaphysique et de Morale, diretta da Xavier Léon e André Lalande, va ritagliandosi il ruolo di principale vettore di promozione della logica matematica italiana in Francia, grazie alla presenza nel comitato di redazione di Louis Couturat, filosofo logico legato da stretti rapporti di amicizia e di collaborazione con Peano e la sua scuola. Intellettuale poliedrico, con interessi che spaziano dalla filosofia alla storia della linguistica, dalla teoria degli insiemi alla propaganda per l'esperanto, Couturat intrattenne un ampio carteggio con Peano negli anni 1896-1910 e più volte ebbe l'occasione di coinvolgerlo in iniziative matematiche e interlinguistiche. Formatosi in filosofia e in matematica all'École Normale Supérieure sotto la guida di Tannery e di Liard, fin dal 1893 Couturat intervenne nei dibattiti innescati dalla scoperta delle geometrie non euclidee e alimentati dalle discussioni sulla natura del continuo. Fu tuttavia la redazione della sua tesi di dottorato in matematica, dedicata alle Infinies Mathématiques, completata nel giugno del 1896, a indurlo alla lettura dei più recenti studi di logica condotti in Austria, Germania e Russia e a stringere legami epistolari con Russell e poco dopo con Peano. A quest'epoca, infatti, al giugno del 1896 risale il primo contratto fra Couturat e Peano, un contatto mediato dal direttore del Bulletin des Sciences Mathématiques et Physiques Élémentaires, Louis Gérard, uno di questi docenti nelle classi preparatorie che citavo prima, che segnalò a Peano la pubblicazione del volume di Couturat delle Infinies Mathématiques e nello stesso tempo fece conoscere a Couturat i lavori della scuola torinese, sottolineandone la portata filosofica. Couturat venne allora a conoscenza della logica matematica italiana e soprattutto degli sviluppi dell'ideografia e delle sue applicazioni alle matematiche. Per quanto riguarda la portata dei linguaggi simbolici, Couturat ha espressi in questi anni pareri altalenanti. Il tempo appunto è tiranno, quindi non mi soffermo essenzialmente su questo aspetto, ma in ogni caso possiamo dire che Couturat manifestò subito e senza mezzi termini la sua ammirazione per il nitore espressivo dei processi deduttivi che l'ideografia peaniana consentiva di raggiungere, ma sembrò inizialmente reputare questo sistema di segni come una semplice forma di tachigrafia o stenografia. Man mano che si addentrava nei suoi studi di logica, Couturat iniziò però a sentire l'esigenza di documentarsi meglio sulla più recente letteratura e tale intenzione si rafforzò in seguito all'incarico di tenere alcuni corsi di filosofia delle matematiche a Caen fra il 1897 e il 1900. La sua corrispondenza di questi anni con Peano si andò così disseminando di richieste di chiarimenti e di indicazioni bibliografiche. Peano suggerì a Couturat la lettura di alcuni suoi scritti sui fondamenti della geometria, il cui studio veniva affrontato per la prima volta ricorrendo a un massiccio apparato di simboli logici,
e Couturat, da par suo, iniziò a discutere con Peano la questione delle notazioni, in particolar modo il problema delle eventuali polisemie nel caso di utilizzo di un identico segno nella teoria delle classi e in quella delle proposizioni. Il dibattito sullo status della logica, vero fulcro dell'interesse del filosofo francese, occupò progressivamente la corrispondenza con Peano. E dal 1898 in più occasioni Couturat domandò a Peano se la sua logica matematica dovesse essere intesa unicamente come un linguaggio o se fosse più propriamente un algoritmo di matrice algebrica. Per articolare una risposta autonoma a questo interrogativo, dietro suggerimento di Peano, Couturat intraprese un esame approfondito dei sistemi di Boole, McCall, Schröder e Whitehead, raffrontandoli con quello italiano. Tale analisi comparata diede luogo al saggio La logique mathématique de Monsieur Peano, che apparve sulla Revue de Métaphysique et de Morale nell'ottobre del 1899. Couturat mosse in questo saggio alcuni rilievi critici al sistema proposto da Peano e dai suoi collaboratori. Le obiezioni riguardavano in particolar modo appunto la polisemia di certe notazioni, gli assiomi logici, considerati come indipendenti da Peano e troppo numerosi, secondo Couturat era un sistema non minimale, e soprattutto riguardavano lo sviluppo eccessivo dato all'ideografia a scapito dell'algoritmo. Lo vedete scritto, la notation est beaucoup plus développée che l'algorithme. Pur dando prova di conoscere in modo dettagliato le prime edizioni del formulario, a questa data, quindi nel 1899, Couturat non aveva ancora dunque maturato la piena consapevolezza di alcune caratteristiche distintive della logica matematica italiana. La sua critica si rivelava in effetti a tratti ingenerosa. Egli equiparava al simbolismo di Peano una semplice forma di stenografia e arrivando al punto di reputare superfluo l'utilizzo di una specifica copula, l'epsilon dell'appartenenza, che invece costituisce uno degli elementi di pregio dell'ideografia peaniana. Da par suo, Peano continuò a rivelarsi prodigo di spiegazioni, di informazioni, e pur senza fornire alcuna delucidazione sui cardini filosofici ispiratori del suo progetto, evidenziò più volte, nelle lettere al collega francese del 1899 e poi del 1900, le finalità che si era posto. Lo leggete, come voi osservate bene, il mio scopo è di applicare la logica alle scienze matematiche. Io comprendo tutta l'importanza degli studi teorici sulla logica, ma vista la vastità di questi studi, io preferisco dirigere tutte le mie forze sul versante delle applicazioni. Tale obiettivo, spiegava poi Peano Couturat, si era concretizzato appieno nel formulario, anche se non sempre era stato possibile liberare del tutto la matematica dall'ingombro del linguaggio comune, essendo il simbolismo ancora troppo debole per codificare alcuni settori della matematica. Alla luce di questa corrispondenza con il matematico italiano, Couturat iniziò a ricredersi in qualche misura su alcuni giudizi espressi nel saggio La logique mathématique de Monsieur Peano e presto divenne consapevole di alcune sue misvalutazioni dei contributi della scuola italiana. L'analisi di Couturat, per il resto, fu ripresa quasi contestualmente, sempre sulla Revue de Métaphysique et de Morale, da Giovanni Vailati nell'articolo La logique mathématique et sa nouvelle phase de développement dans les écrits de Monsieur Peano. Nei mesi che intercorrono fra la pubblicazione del saggio di Vailati e quella del saggio di Couturat, quest'ultima intraprende anche lo studio dell'opera di Whitehead. Nel frattempo, grazie alla sua rete di contatti epistolari attraverso i vari input giuntigli da Peano e da Russell, giunge a raffinare le sue posizioni in merito alla portata epistemologica dei linguaggi formali e alla loro applicabilità alla matematica, nella doppia veste di strumenti espositivi, espressivi o descrittivi, come egli ama dire, e cognitivi. Conscio del deprecabile isolamento culturale francese sul versante filosofico fondazionale, a partire da quest'epoca Couturat intensifica di pari passo
la sua attività di divulgatore degli studi di logica condotti all'estero e in special modo di quelli sviluppati dalla scuola di piano. Animato da sentimenti di autentica confraternità scientifica e filosofica, Couturat collabora alla revisione delle bozze della seconda e della terza edizione del formulario e inoltre, incaricato di organizzare la sezione dedicata a logica e storia delle scienze del primo congresso internazionale di filosofia, contatta Peano, invitandolo a far parte del comité de patronage del congresso e sollecitando per suo tramite i principali esponenti della scuola a presentare comunicazioni. Uraliforti, Pieri, Padua, Vailati, Vacca aderiscono all'invito e i primi tre illustrano al congresso i risultati ottenuti applicando l'ideografia alla teoria dei numeri reali, all'algebra e alla geometria neutrale. Il congresso di Parigi segna una tappa fondamentale nella biografia e nella carriera di Couturat, sancendone la fama all'interno del panorama intellettuale francese. Couturat cura, fra l'altro, la pubblicazione del terzo volume degli atti del congresso relativi alla sezione da lui diretta e poco dopo ne stila un resoconto per l'enseignement mathématique. L'occasione è quanto mai propizia per cristallizzare definitivamente, agli occhi della comunità matematica francese ma anche internazionale, il ritratto di gruppo dell'equipe di Peano, l'immagine della scuola di Peano e del suo progetto culturale, una scuola incentrata sulla logica matematica nell'indirizzo appunto italiano, una scuola caratterizzata da un'intesa spontanea dei suoi collaboratori, intesa che non diminuisce in nulla la loro indipendenza e le loro originalità individuali. Sempre nello stesso frangente, allo scopo di fornire un panorama esaustivo della tradizione di ricerche recentemente instaurate dalla scuola italiana rendendo più leggibile il formulario, Couturat pubblica sul Bulletin des Sciences Mathématiques una corposa recensione delle prime 3 edizioni di questa enciclopedia. Con questa recensione orienta definitivamente l'attenzione dei matematici francesi verso la componente del lavoro della scuola italiana che Peano stesso gli aveva chiesto di enfatizzare. Recependo i desiderata del collega, Couturat si propone infatti quasi esclusivamente in quest'ultima recensione di mostrare ai suoi compatrioti l'utilità della lingua in cui è scritto il formulario. Lo scrive espressamente: noi non insisteremo sul calcolo logico di Peano che occupa del resto poco posto, poche pagine nel formulario, e noi studieremo le applicazioni alla matematica. Con questa recensione Couturat apre dunque un nuovo capitolo nella ricezione della produzione di Peano in Francia, nella misura in cui focalizza lo sguardo sulla lingua logica peaniana, futuro bersaglio delle critiche e anche del disprezzo, per così dire, di una parte dei suoi connazionali. Sempre nel periodo successivo al primo congresso internazionale di filosofia e fino all'estate del 1904, Couturat prosegue a ritmo serrato la sua opera di promozione in Francia degli studi internazionali di logica matematica. A tal fine egli intraprende un'ambiziosa impresa editoriale che in primo luogo lo conduce a pubblicare sulla Revue de Métaphysique et de Morale un ciclo di 5 articoli sui principi della matematica, destinati ad essere qualche cosa di intermediario fra un compte rendu e una traduzione dell'omonima opera di Russell. In secondo luogo, attende alla compilazione di un manuale o traité de logistique che avrebbe dovuto offrire una sintesi armonica fra i sistemi di Peano, Russell e Frege, e infine pubblica un ulteriore manuale, questa volta di taglio storico, l'Histoire de la logistique, frutto di un corso da lui tenuto al Collège de France nel 1905 di Henri Bergson. Di queste 3 opere, il traité o Manuel de logistique, la cui pubblicazione è più volte rinviata, non vedrà poi mai la luce. Rimangono soltanto di questo trattato alcune parti pubblicate sulla Revue de Métaphysique et de Morale postume, quindi successivamente alla morte di Couturat, e poi un manoscritto recentemente edito da Schlaut e Sacry. Nel frattempo,
E giungo all'ultima parte del mio intervento. Nel settembre del 1904 si svolge a Ginevra il secondo congresso internazionale di filosofia. Sia Peano che Couturat vi prendono parte e il francese, oltre a parlare del movimento a favore della lingua internazionale, espone con verve il proprio pensiero sull'utilità della logica matematica. Per contro, intervenendo sulla nozione di corrispondenza nell'analisi infinitesimale, Pierre Boutroux, figlio del matematico Émile, nipote di Henri Poincaré, filosofo della matematica, esprime forti riserve sulla possibilità che la logica possa fondare la matematica, isolandone e avanza severe critiche sulla capacità di ridurre la matematica alla logica, isolandone il numero minimo di assiomi e bandendo, grazie all'idografia, qualsiasi appello all'intuizione. Con il suo intervento, Boutroux sposta quindi l'asse del dibattito dal tema dell'utilità della logica applicata alle matematiche a quello dei rapporti gerarchici fra logica e matematica. Ne scaturisce una vivace discussione alla quale prende parte anche Peano, sostenendo che logica e matematica sono strettamente collegate e al servizio l'una dell'altra, quindi la logica al servizio della matematica, pur nella distinzione dei rispettivi ambiti di indagine. Incaricato di redigere il resoconto, il report del congresso e di curare la pubblicazione degli atti della sezione Logique et Philosophie des Sciences, Couturat si rivolge a Peano e Russell affinché lo aiutino a elaborare una completa refutazione a quelle che ritiene le ingiuste accuse mosse da Boutroux alla logica. Boutroux, scriveva Couturat a Peano, aveva infatti dimostrato di possedere una mediocre conoscenza di tale campo di ricerche, pur pretendendo di giudicarne l'utilità e la fecondità. Ciò non doveva del resto stupire, poiché il suo caso era emblematico della situazione culturale francese e mostrava come le teorie logistiche si prestano ancora a molti pregiudizi presso i filosofi. Sempre nello stesso frangente, Boutroux decise di contattare direttamente Peano, con il quale intrattenne una breve corrispondenza nell'autunno del 4 per continuare a distanza la conversazione seguita in sede congressuale alla lettura della sua conferenza. E vedete appunto uno stralcio di queste lettere. I stralci delle risposte di Peano furono poi pubblicate da Boutroux in un secondo lavoro intitolato Correspondance mathématique et relations logiques, in cui veniva inasprita questa posizione critica di Boutroux nei confronti della logistica e lavoro che è considerato il punto di esordio, diciamo così, la miccia della cosiddetta polemica su rigore di intuizione, divampata a seguito del saggio di Boutroux e della pubblicazione di un corposo saggio in 3 parti dovuto alla firma e alla penna anche molto caustica di Henri Poincaré. Non mi soffermo sui contenuti di questa polemica su rigore di intuizione, su cui mi riservo di tornare eventualmente nel dibattito a causa del tempo. È una polemica molto nota che coinvolse sul versante francese Poincaré, Couturat, Russell e alcuni italiani, fra cui Pieri, Padua e da ultimo Peano. Mi limito semplicemente a rilevare alcune posizioni nell'ambito di questa polemica meno note, in particolar modo la difesa della logica matematica di Peano e in particolar modo dell'utilizzo in sede didattica dei simboli ideografici di Peano da parte di Jules Richard sulla Revue générale des sciences pures et appliquées. Jules Richard, che era anch'egli un insegnante nelle classi preparatorie, in questo caso a Lione, e 2 interventi critici apparsi invece stavolta sulla Revue de Métaphysique et de Morale, uno da parte di Émile Borel, matematico, l'altro a firma del filosofo ed epistemologo Maximilien Winter. Perché cito questi elementi e questi nomi? Perché si tratta dei soli 3 interventi di difesa della logica matematica di Peano, della logica ideografica di Peano, che dimostrano una percezione del ruolo e dei risvolti anche didattici della logica peaniana.
pur nell'evidenziazione, come potete leggere, dei limiti delle teorie logistiche, dei limiti degli studi fondazionali e dei limiti, come dire, grammatico-logici dell'opera di Peano, della sua prolissità e così via. Nella stessa identica Weltanschauung si colloca un episodio meno noto di divulgazione della logica matematica di Peano in Francia e in particolar modo il tentativo infruttuoso di Couturat di destare l'interesse di Baire, Borel e Lebesgue per l'ideografia di Peano. I contorni della vicenda possono essere riassunti in questi termini. Siamo nel dicembre del 1904. Borel inaugura la collezione di monografie sulla teoria delle funzioni, da lui stesso diretta, e invia alla redazione della Revue de Métaphysique et de Morale i primi 2 volumi della collezione, le Leçons sur les fonctions discontinues di Baire e le Leçons sur les fonctions de variables réelles di lui stesso, di Borel, pregando Couturat di annunciarne la pubblicazione nel prossimo supplemento della rivista. Couturat redige una recensione anonima dei 2 volumi che comparirà effettivamente nel supplemento di gennaio della Revue de Métaphysique et de Morale. Di primo acchito, diciamolo subito, potrebbe sembrare singolare il fatto di ritrovare in un giornale generalista come la Revue de Métaphysique et de Morale la recensione di 2 libri di matematica avanzata, estremamente tecnici per l'epoca, come quelli di Baire e di Borel. Ciononostante, occorre ricordare che dal 1899 Couturat aveva assunto l'incarico di segnalare costantemente su questo periodico i lavori matematici che potevano interessare maggiormente i filosofi e in particolar modo quelli dalla cui lettura trasferiva l'importanza crescente della teoria degli insiemi e delle relazioni quali fondamento dell'analisi. A questa sua attività fanno riferimento decine e decine di recensioni di opere di logica, matematica, teoria delle funzioni, analisi e così via, apparse nei vari supplementi della Revue de Métaphysique et de Morale. Effettivamente, nella sua recensione, apparsa appunto anonima, Couturat che cosa sottolinea? Couturat sottolinea che da un lato Baire aveva dimostrato rigorosamente l'esistenza logica dei numeri transfiniti, potete leggerlo a fianco, facendola toccare con mano attraverso degli esempi ben scelti, insiemi derivati di ordine infinito, successioni di punti di un segmento, successioni di interi e così via. E d'altro canto aveva provato come lo studio delle proprietà ordinali degli insiemi fosse essenziale per determinare la distribuzione dei punti di discontinuità di una funzione. Inoltre, Couturat, sottolineando che nelle sue leçons Baire aveva generalizzato sostanzialmente un teorema sulle funzioni puntualmente discontinue, utilizzando una nozione di limite dovuta a Borel, Couturat concludeva dicendo che alla luce dell'opera di Baire l'infinito poteva essere considerato un valore ordinario della variabile delle funzioni, così come lui aveva preconizzato nella sua tesi dell'Infini Mathématique, e assoldava in qualche modo la pubblicazione dei trattati di Baire e di Borel come opere sintomatiche della reazione dei matematici contro la filosofia finitista, in particolar modo contro i finitisti francesi Renouvier e Leroy. La recensione si conclude infatti appunto con questo rilievo polemico: cosa ne penseranno i finitisti alla Renouvier? Nulla, senza dubbio, e ha ragione, perché continueranno ancora per un secolo a ribadire come verità di Vangelo i luoghi comuni di una pseudocritica delle scienze che tanto ha contribuito a condurre alla reazione anti-intellettualista e antiscientifica d'oggigiorno. Couturat invia a Borel e a Baire una bozza della sua recensione, unitamente al suo verbale del secondo congresso di filosofia di Ginevra, un breve manoscritto intitolato Remarques d'un logicien. La sua attenzione è duplice
Da un lato, illustrando ai colleghi come ha reagito all'intervento di Boutroux concernente le relazioni gerarchiche fra logica e teoria delle funzioni, Couturat mira ad assoldare Borel e Baire nella battaglia culturale a favore di una linea di pensiero russelliana e, facendo riposare le matematiche pure sulla logica delle relazioni, sembra la più conforme allo spirito delle matematiche moderne. D'altro canto, i remarque di Couturat, una sorta di memorandum scritto per uso espressamente privato, evidenziano le riflessioni che due opere come le Leçons di Borel e di Baire possono suggerire a un logico, dunque non a un matematico né a un filosofo. L'apertura di questi appunti è certamente tranchant. I due autori hanno impiegato, senza saperlo, quasi tutte le nozioni fondamentali della logica matematica di Peano. E segue un elenco: la relazione di inclusione fra gli insiemi che Baire indica con il segno minore uguale, Schröder con il segno che vedete, Monsieur Peano con il segno di inclusione e così via. Il termine nozioni non deve infatti ingannare. Forte della convinzione che promuovere e divulgare la logica di Peano significasse soprattutto volgarizzare la sua ideografia, particolarmente indicata per le applicazioni alle matematiche, Couturat parla qui in realtà solo delle notazioni di Peano, delle notazioni ideografiche, i simboli, che Baire e Borel hanno indicato appunto senza saperlo con segni nuovi poiché ignorano i lavori della scuola italiana. Intenzionato a catalizzare l'attenzione e lo sguardo della cerchia di Borel sulla nuova corrente italiana di studi logico-fondazionali, Couturat conclude: io spero che i miei articoli e i miei remarque attirino la tua attenzione sulle teorie della logica matematica, logistica di Peano, quindi inizia a in qualche modo tradire la distinzione fra logica matematica e logistica che Peano stesso aveva invitato a prendere e con questa lettera Borel e Baire e con i suoi remarque abbandona le cautele e i distinguo che avevano contraddistinto i suoi precedenti lavori di divulgazione della logica italiana, mescolando, unendo anche con una certa disinvoltura tradizioni di studi sensibilmente lontane fra loro. Le risposte di Baire e di Borel purtroppo non sono pervenute. Tuttavia se ne può percepire chiaramente il tenore attraverso una rete di allusioni presenti nelle corrispondenze di Borel con Baire e Lebesgue e in quella di Couturat con Russell. Borel è scettico, soprattutto in rapporto alla possibilità di coinvolgere alcuni volumi della sua collezione in un dibattito che opponga matematici a filosofi finitisti o meno. Baire e Lebesgue si dimostrano invece francamente seccati, sia per lo stile di Couturat, sia per il suo tentativo surrettizio di ingaggiarli nelle sue due crociate. Lebesgue non esita quindi a definire i remarque di Couturat come stupide quant au fond e pretenziose quant alla forme. Da par suo, Baire non intende essere annoverato dans le bataillon de ce qui couche avec l'infini e si sfoga con Borel commentando ricevuto le storie, insomma, cose di Couturat, aussi Fiblard à tel point que je vais de cette même plume lui écrire un peu vivement, car la vérité avant tout. D'autre part, il est vraiment à son main avec c'est sans le savoir. Altrettanto negative sono le reazioni dei tre matematici in merito all'ideografia di Peano. A questo proposito Baire è lapidario nelle sue affermazioni, scrive: il fatto di tradurre in formule i ragionamenti fatti in linguaggio ordinario può avere alcuni vantaggi, ma vi sono almeno due gravi inconvenienti. Queste persone pensano che costruiranno dei quadri in cui rientrerà tutta la scienza presente e futura, bon gré o mal gré, volente o nolente. E, secondo inconveniente, all'inizio di una delle analisi di Couturat dei lavori di Peano, Schröder o Russell, il linguaggio
al contrario di ciò che Couturat dice in una di queste analisi, il linguaggio algebrico presenta meno sicurezza per la ricerca rispetto al linguaggio adottato a ciascun oggetto, a ciascuna disciplina particolare. Di questo io ho visto una prova eclatante nell'errore di calcolo commesso da Koenig. E per me è terrificante fare del calcolo nella teoria degli insiemi. Io mi rendo conto che la frase di Zermelo, incomprensibile per me, sul prodotto degli insiemi, risulta precisamente dal fatto che lui stesso parla il linguaggio della logica. L'insieme comune degli insiemi è, secondo lui, il prodotto logico degli insiemi, di questi insiemi, come tirato per i capelli. In rapporto alla visione di Baer dell'idografia peaniana, per il resto mi limito semplicemente a ricordare in questa sede che Baer era anche stato uno dei pochissimi matematici francesi ad aver avuto occasione diretta di contatto con la scuola di Peano per il fatto di aver trascorso un semestre di studi a Torino nel 1898 per condurre ricerche di analisi sotto la direzione di Volterra, un semestre durante il quale era entrato in contatto con Volterra, con Segal, certamente non estimatori della logica di Peano, ma probabilmente anche con Peano e con esponenti della sua scuola. Nell'arco di 3 giorni Couturat scrive 2 volte a Borel, tra l'altro suo ancien camarade dell'École Normale Supérieure di Parigi, quindi anche suo amico, per chiarire le sue posizioni. Per quanto concerne il tono dei remarques, lamenta a sua volta di aver ricevuto da Lebègue una lettera fumiste e canularesca à laquelle il ne répond pas parce qu'il n'y a rien à répondre, en prouvant seulement beaucoup de légèreté d'esprit, e confessa di non comprendere ciò che può aver suscitato un tale livore da parte del collega. Non era affatto sua intenzione, aggiunge Couturat, muovere critiche personali a chi che sia, bensì il contrario. Voleva semplicemente dire, voi sapete, voi impiegate alcuni concetti che i logici, che sono stati anche matematici non disprezzevoli, utilizzano, gestiscono da più di 50 anni. Loro li designano altrimenti. Non sarebbe bene intendersi con loro sul vocabolario e sulle notazioni, e ciò che capita tutti i giorni quando si lavora in domini disciplinari di frontiera, per così dire. Di fronte alle obiezioni di Couturat, il carteggio prosegue da parte di Couturat con come dire, la volontà di ribadire in più circostanze l'utilità da parte di matematici applicati come Baer, Borel e Lebègue di applicare a loro volta una logica come quella peaniana, che era stata concepita soprattutto in funzione applicativa, di strumento espositivo delle matematiche. Convinzione che si sposa anche alla convinzione che i simboli del Peano siano i più conosciuti fra i matematici e che quindi sia bene contribuire alla loro diffusione, soprattutto fra le giovani leve francesi e non. Nel frattempo l'eco, diciamo così, di questa affaire raggiunge anche Peano e Russell, a cui Couturat manifesta la sua assoluta amarezza per la vicenda di divulgazione della logica matematica e per la reazione la più disdegnosa e, j'ose dire, la più sotte di Baer, Borel e Lebègue nei confronti del tentativo di applicare i linguaggi logici del Peano. A Russell invia anche il testo dei remarques. Russell risponderà a stretto giro di posta che effettivamente la reazione di Baer, Borel e Lebègue è apparentemente incomprensibile, perché gli stessi Baer, Borel e Lebègue utilizzano un ampio apparato simbolico formale nei loro 2 trattati di leçon, ma nello stesso tempo Russell manifesta la fiducia nei confronti soprattutto del ruolo di Peano, che avendo una cattedra e avendo fondato una scuola sarà in grado di diffondere propriamente i suoi contributi e la sua impostazione logico-matematica. 1 minuto per le conclusioni. Le forme
i vettori, le dinamiche attraverso cui la comunità matematica francese venne a contatto con la logica matematica italiana e con la produzione della scuola di piano, risentono, spero di avervi convinto in tal senso, in misura significativa dell'opera di mediazione culturale compiuta da Couturat. Le immagini della logica matematica italiana e della scuola di piano fornite da Couturat nei suoi saggi, sia quelli del 1899, sia nella recensione del formulario del 1901, poi anche in questi documenti privati, la corrispondenza, i remarque, corrispondono in realtà solo in parte al reale status della ricerca del team torinese e in particolar modo glissano su complesse dinamiche instauratesi all'interno di questo gruppo di lavoro, dinamiche che precedettero, accompagnarono l'attività scientifica collettiva. Ora, è naturale che ogni pratica di divulgazione, di socializzazione del sapere, per quanto affidata a specialisti come Couturat, semplifichi ed eventualmente banalizzi il pensiero di un autore o di una cerchia di autore, tacendo i dettagli, le sfumature, talora le contraddizioni presenti nei e fra gli scritti di un gruppo di autori come quelli della scuola di piano. Ne sono ben consci alcuni degli oppositori di Couturat, fra cui ad esempio Borel stesso, ma anche Maximilian Winter, anche Baer. A maggior ragione poi questo processo di, non vorrei dire appiattimento, ma questo processo di livellamento, di omogeneizzazione è radicale se, come avvenne per la scuola di piano, furono i suoi stessi membri e le chef, il maestro piano, a pilotare la scelta degli aspetti su cui incentrare l'attività di divulgazione, al fine di costruire e di validare in Italia, ma anche all'estero, un'immagine ben definita e stabile nel tempo del proprio lavoro scientifico collettivo. Seguendo le direttive dello stesso Peano, Couturat chiaramente orientò l'attenzione e in questo modo determinò o contribuì a determinare la valutazione in Francia degli studi fondazionali condotti dai membri dell'equipe torinese. In particolare, nel tentativo di attrarre l'attenzione dei matematici applicati, Baer, Borel e Lebesgue, Couturat fece leva sull'aspetto appunto applicativo della logica italiana e dunque sull'impiego dell'ideografia nell'ambito dell'analisi. Ma così facendo, egli effettuò scientemente o meno una crasi fra due piani distinti, il concetto di applicato, di applicazione, in questo caso della teoria degli insiemi, la teoria delle funzioni di variabile reale di Baer, Borel e Lebesgue, e il concetto di applicazione di utilità di Peano e della sua scuola, che è un concetto di applicazione di utilità rivolto invece alla logica ideografica, non alla teoria degli insiemi. Gli esiti di questa strategia non furono positivi, soprattutto dopo che questa confusione di significati, di piani di significato e di orientamenti culturali suscitò le proteste decise e anche pubbliche di Baer e di Lebesgue. Un secondo elemento che condizionò l'approccio dei matematici francesi alle ricerche logico-fondazionali della scuola di Peano è dovuto alla quasi completa assenza di riferimenti nei saggi di Couturat ai risvolti didattici di quelle ricerche. A questo proposito, infatti, la cifra unitaria dell'attività della produzione scientifica di Peano, ma anche di parecchi allievi della sua scuola, cifra unitaria che rende anche ragione della svolta ideografica compiuta dai suoi studi fra il 1888-89 e poi il 90, può essere identificata nell'interazione fra ricerca e insegnamento e in particolar modo nella volontà di costruire un linguaggio simbolico utile per portare il completo rigore nell'insegnamento del calcolo infinitesimale. L'accento posto su quella che un po' impropriamente possiamo dire la trasposizione didattica delle ricerche logico-fondazionali accomuna peraltro Peano a numerosi suoi allievi che introdussero i simboli non soltanto a livello universitario ma anche in licei, istituti tecnici, scuole normali, persino nelle scuole medie, diffusi in tutta la penisola. In Francia, per contro, non fu quasi neppure tentata un'esperienza di insegnamento della logica matematica né a livello di formazione superiore né a livello di istruzione preuniversitaria. E peraltro
né i filosofi né i matematici francesi poterono contare su un mercato editoriale specialistico di logica matematica, così come al contrario invece di quanto avvenne in Italia con la pubblicazione fin dal 1894 di volumetti come quello di Burali Forti di logica matematica. Non solo, lo stesso Couturat, molto meno interessato, sensibile di Peano alle implicazioni didattiche dell'idografia, tralasciò quasi del tutto di enfatizzare questa componente, nonostante i reiterati moniti di Peano. Ne consegue che ben pochi francesi, da questo punto di vista Borel fu estremamente attento, estremamente sensibile, ma fu uno dei pochi, al pari di alcuni insegnanti di classi preparatorie come Jules Richard, e ben pochi francesi, guardando la logica matematica attraverso la lente dei lavori di divulgazione di Couturat, riuscirono a cogliere questo tipo di istanze che avevano portato o che avevano contribuito a condurre all'elaborazione dell'ideografia. Alla luce di questi due vizi, di forma ma anche di sostanza, le iniziative di promozione della logica peaniana da parte di Couturat, pur efficaci e importanti per molteplici risguardi, comportarono anche effetti di lunga durata negativi. Condizionarono la visione dell'attività scientifica della scuola italiana da parte della comunità matematica francese e in parte contribuirono anche a influenzare l'evoluzione di questo indirizzo di studi in Francia, almeno fino agli anni 20 del 1900. Grazie per la vostra attenzione. Tante grazie Erika per questo intervento molto completo, in piena continuità con l'exposé precedente di Silvia, in particolare per la dimensione di opera di mediazione culturale, in particolare italo-francese di Peano, della scuola di Peano, ma soprattutto anche perché siamo entrati in pieno nell'argomento del convegno, cioè i problemi dei collegamenti o della disgiunzione tra logica e matematica, che è un problema che potrei dire anche ancora attuale per i logici e attuali per i matematici. Il professore Cartier ne sa qualcosa e penso che nel dibattito, nella discussione, torneremo su questo, come si deve tornare su il posto centrale e la funzione della Revue de Métaphysique et de Morale in confronto a tutti questi problemi, in particolare problemi scientifici, visto come oggi si può percepire questa rivista. Ne dirò qualcosa nella discussione. E c'è anche la figura di Maximilien Winter, che è un personaggio centrale, totalmente dimenticato. Qui abbiamo un progetto di pubblicare tutti i suoi testi scientifici, matematici, di logica, di fisica, che sono integrati nei diversi numeri della rivista di Métaphysique et de Morale, perché sono analisi proprio ancora molto attuali. Dunque riportiamo anche al dibattito ciò che lei ha sviluppato. Dunque ora c'è una pausa caffè e dopo riprendiamo con l'intervento del professore Invernizzi. Grazie.